Questo servizio è offerto da FDL Studio, servizi web e grafica per la vostra azienda. Allora siamo con il Poppa, il leader, la voce della Diapason Band. Diapason Band vuol dire Vasco Rossi da 26 anni. Certo, abbiamo iniziato il primo concerto nel piccolo concertino nel giugno 84 e da lì piano piano con gli anni. Come mai la scelta di Vasco Rossi all'epoca che non era proprio? Io ascoltavo Vasco già allora e in compagnia con me c'erano alcuni amici che avevano formato un piccolo gruppo. Loro mi hanno chiesto, facevano un po' un genere vario, no? Mi hanno chiesto dai vieni prova a fare un paio, 2 o 3 pezzi di canzoni di Vasco, così. Io ero timidissimo, tra l'altro, molto timido, ero molto titubante, hanno insistito un po', abbiamo fatto una prova che è passata bene, abbastanza per allora, per quei tempi là, e da lì pian pianino. La musica per te cos'è? La musica è tanto, è fondamentale, insomma, è divertimento, è girare, è conoscere. Ovviamente io sono legato a questo discorso di Vasco, nel senso che ho iniziato un po' per gioco continua e grazie a Vasco, a cui devo tutto, su questa cosa tutto assolutamente, e quindi insomma per quello che riguarda quello che stiamo facendo, la musica per me è Vasco. Dopo io ascolto un po' di tutto. Tu ormai sei un abitué del Non Solo Rock. Io qui Non Solo Rock e questo, se non sbaglio, è il quarto, mi sembrano 4 anni, però bello, molta emozione. Tra l'altro oggi hai avuto questa esperienza nuova di suonare con un'orchestra. Certo, esperienza che credo rifaremo, ho già parlato e per cui penso che rifaremo probabilmente anche a breve. Com'è il rapporto con i fans? I fans sono, intanto prima di tutto sono fans di Vasco, noi siamo una conseguenza e siamo fortunati di questo, siamo felici di questa cosa. Io spesso penso questa cosa in maniera un po', sono tuttora stupefatto davanti a scene particolari, striscioni, cose, insomma mi sembra un po' tutto un po' assurdo, però sono ovviamente felice, ci mancherebbe altro. Hai qualche aneddoto, qualche particolare che ricordi di un concerto? Ma l'orchestra di questa sera, oltre a questo, negli anni ci sono stati tanti momenti di forti emozioni. L'anno scorso è stato proprio il 25esimo, per cui ci sono stati dei momenti anche quando abbiamo fatto un brano con la band originaria, e sono stati dei momenti abbastanza forti, insomma, per questo motivo. Però devo dire che in 26 anni ce ne sono tantissimi, continuano ed è sempre bellissimo, insomma. Ascolta Poppa, lo avrai un disco preferito di Vasco? Tanti preferiti, i primi tutti, e sicuramente fino agli Spari Sopra tutti, e poi in ogni disco magari alcuni pezzi che si elevavano rispetto ad altri. Qual è il ruolo della musica e delle cover band secondo te? Quando abbiamo iniziato noi non mi risulta che ci siano stati altri, non andava tanto di moda, adesso è diventato un po' una cosa comune, quella di centinaia di tributi a tutti, ci sono dentro anch'io, non è che mi tiro fuori. Tanti non piace e capisco, tanti che magari fanno anche musica propria, anche noi tra l'altro abbiamo fatto un disco qualche anno fa, capisco che chi fa musica propria ha tante difficoltà, però ho letto una volta di uno che ha scritto su Facebook un commento, ha scritto che chiunque può fare musica di altri, e io invece credo che comunque ci vuole un certo impegno, cioè non è che perché fai una canzone di un'altra persona puoi metterti lì e la fai, bisogna vedere come la fai. Vasco Rossi l'hai conosciuto? Ho avuto occasione di scambiare 2 parole nel lontano 87
più che 2 parole sono andato lì e sono molto timido io, e quindi non ho più di tanto non ho fatto, insomma. Ho fatto la foto che mi tengo per me, non è che devo pubblicizzare, non mi piace fare pubblicità, non trovo giusto, insomma. Io ti ringrazio intanto comunque per queste belle serate che ci fai passare insieme, e se puoi salutare i nostri amici di Pianura News. Saluto Pianura News, a presto, ciao a tutti, in bocca al lupo.